Oggi la presentazione del taser, questa pistola elettrica che sarà in uso alle volanti. Sì, oggi presentiamo questa arma ad impulsi elettrici che sarà in uso alle volanti a partire da lunedì 18 luglio. È chiaramente un strumento di coazione fisica molto meno coattivo dell'arma, permette chiaramente all'operatore in particolari situazioni di poter chiaramente utilizzarla senza ledere l'incolumità personale della persona che viene colpita. L'operatore, è chiaro, si deve trovare in alcune circostanze che gli consentano di usare l'arma e appositamente, è stato fatto per lui un apposito corso di formazione, vigono perfettamente le norme del codice penale che permettono l'utilizzo dell'arma da fuoco così come dell'arma ad impulsi elettrici. È chiaro che non è liberamente tenuto l'operatore ad estrarle, ma si devono verificare delle circostanze molto gravi in cui lo strumento si rende addirittura più efficace rispetto all'arma, in quanto neutralizza l'attività della persona che tenta chiaramente di ferire un poliziotto, che ha un coltello in mano, che è instabile anche nel suo movimento e che quindi tenta di ferire l'operatore in maniera grave. Quali saranno le parti che utilizzeranno questo attrezzatore? Sono le volanti della questura di Agrigento al momento, dal 18 luglio in poi. Le volanti della questura. Successivamente tutti sarà poi esteso chiaramente ai commissariati, però al momento parte soltanto il capoluogo di provincia, quindi le volanti del capoluogo di provincia. Fatta l'estate sicura, ecco, quali servizi in campo da parte della questura? Per l'estate sicura saranno messe in campo tutte le forze possibili, faremo ogni sforzo per garantire la sicurezza ai cittadini in questo periodo chiaramente di ferie, per far godere le ferie anche ai cittadini, per cui implementeremo i servizi di controllo del territorio in città ma soprattutto in provincia, soprattutto dove ci sono delle città turistiche, dove c'è una grossa presenza di turisti che vengono a visitare le bellezze della terra. Il vulnus di Agrigento è sempre San Leone, dove purtroppo continuano le risse. Ecco, in questo senso pensate di potenziare insieme ad altre forze dell'ordine il controllo del territorio su San Leone? Sì, sicuramente sarà la questura a farsi carico di coordinare tutti i servizi di controllo del territorio per un'estate sicura, perché è la questura che fa l'ordinanza firmata dal questore in cui coordina tutti i servizi di carabinieri, finanza, polizia municipale e anche esercito. Staremo molto attenti alla fascia, al litorale cittadino, perché è il luogo in cui la movida si scatena il sabato sera, però abbiamo dato delle risposte molto efficaci ultimamente, sia con arresti dei corrissanti sia con misure di prevenzione irrogate proprio al fine di evitare che quella gente che ha già litigato in un locale si ripresenti nuovamente a ripetere il comportamento e che quindi sia impedito anche con un foglio di via obbligatorio, se eventualmente risiede fuori sede, a ritornare nel centro dove ha commesso i fatti delittuosi. Quindi anche i lidi balneari, che spesso sono, diciamo, il luogo preferito di molti giovani che si ubriacano e magari con la musica alta, altro problema che spesso quelli di San Leone denunciano, ma inutilmente, diciamo, con poche risorse, con pochi risultati. Su questo senso cercate di impegnarvi maggiormente, Questore? Certamente, noi faremo anche dei controlli serrati sugli esercizi pubblici per vedere se rispettano le norme, perché chiaramente per fare musica ad alto volume si deve essere autorizzati, qualora non sia autorizzato chiaramente ci sono delle contravvenzioni o anche delle denunce in sede penale. Nei trattenimenti danzanti anche lì faremo dei controlli, perché se non è autorizzato la discoteca, chiaramente il titolare dell'esercizio pubblico non può inventarsi la musica e poi successivamente il ballo, perché deve rispettare determinate condizioni. I genitori di controllare l'attività dei propri figli, di seguire i propri ragazzi e evitare che possano chiaramente consumare alcol senza la custodia del genitore, perché noi facciamo i controlli negli esercizi pubblici che vietano chiaramente la vendita di alcolici ai minori, però sono poi i genitori che se ne devono anche fare carico di seguire un pochino l'attività dei figli. Occhi puntati anche sulle cate caricatiere? Sicuramente su tutte le sedi dei commissariati distaccati, dove peraltro abbiamo già fatto controlli per i quali siamo stati anche criticati, ma noi andiamo avanti senza preoccuparci, perché noi dobbiamo garantire la sicurezza dei cittadini, la sicurezza dei giovani che invece rispettano le norme e chiaramente l'incolumità pubblica.